Buon pomeriggio amici di Sportiseli, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi questa 11ª giornata di campionato di Serie C2 Girone A che vede affrontarsi Teodoro Cosme e Damiano e Futsal Emiri, padroni di casa con la maglietta bianca, ospiti invece con la seconda maglietta, una maglietta che già in realtà è stata vista nelle nostre dirette nel match contro il Pioppo, che ha decisamente portato bene alla compagine del presidente Rampolla, che oggi però vede due grandi assenze come Giuseppe Rappa e Cristian Termini, due calciatori che possono fare la differenza, che stanno facendo sicuramente la differenza in questo campionato. Infatti proprio Termini è stato l'autore del gol del decisivo 4-3 contro il Pioppo della scorsa giornata, che ha poi dato la vittoria a sorpresa forse guardando la classifica, ma non troppo visto il roster per Mister Orlando, contro il Pioppo. Dall'altra parte invece l'allenatore Cosma e Damiano, che sta un po' faticando in realtà in questo campionato, soltanto 9 punti nonostante la grande stagione della passata annata. Ha perso sicuramente un giocatore come Emanuele Biondo, che è stato un uomo dei record in campionato nella passata stagione in Serie D. Adesso invece può sicuramente vantare di un capitano, un centrale come Vincenzo Vitale. Poi chiaramente vediamo anche Ferrante, Giammona, Novelli qui in campo. Tra i pali invece Scalia e non Cucina. La scelta del tecnico di oggi. Intanto vi mostriamo il nostro tabellino prima di iniziare il match. Poi chiaramente, come diciamo in ogni nostra diretta, il tempo passerà soltanto dopo il fischio del signor Bargione della sezione di Palermo. Intanto vediamo subito come titolari per il Futsal Emiri in porta Rinicella, vediamo poi Parisi sulla sinistra, poi soprattutto centrale Francesco Sciortino, e questa già è una notizia perché pensavo potesse partire forse Ciaramitaro dal primo minuto, non per il Mister Orlando perché parte dal primo proprio Sciortino. Poi vediamo Andrea Sarci sulla destra e lì davanti Giovanni Salerno, lui che è arrivato dal mercato invernale, non è stato l'unico. Vediamo infatti Mattia Pecoraro alzato in panchina ad aspettare il suo momento. Lui è stato uno degli autori dei gol contro il Pioppo su un calcio di punizione, ma vediamo anche un altro nuovo acquisto come Sanso, che è entrato veramente molto bene in partita. Nel frattempo signore Bergione guarda il cronometro, adesso pronto a fischiare l'inizio di questa bellissima partita che vede il primo possesso per gli Emiri con Parisi. Ecco Sciortino, assente da diverse gare, ma oggi torna in campo con una grande responsabilità addosso, perché riuscire a sostituire il capitano Giuseppe Rappa non è una cosa da tutti, non è una cosa facile. Oggi infatti il capitano è Danilo Ciaramitaro, che sicuramente farà il suo ingresso poi partita in corso. Sciortino intanto, ecco Sarci, allarga dalle parti di Parisi, pressione molto alta di Novelli che subito mette in difficoltà il suo avversario. Rinicella poi è molto bravo a chiamare il pallone e va subito lungo. Giammona lo anticipa, Sciortino, pressione di Novelli, ottimo inserimento Novelli, guarda la porta, poi c'è che compagna al centro, deviazione di Sciortino, palla in calcio d'angolo, partita subito molto attiva con un ottimo ingresso da parte dell'oratorio Cosme Damiano, con Novelli che ha iniziato subito con una grande pressione e per poco non stava trovando l'assist per il compagno che stava sbucando sul secondo palo. Si trattava in questo caso di Vincenzo Ferrante, che stava per arrivare, visto anche perché Sarci comunque non era in posizione. Vitale, guarda i compagni, Novelli, palla sempre di ritorno per il capitano, anche per lui una buona stagione nonostante i punti non sorridano, soprattutto la classifica non sorride ai padroni di casa. Sta chiaramente pagando anche un po' l'inesperienza in questa nuova categoria, perché lo scorso anno è stato un grande campionato. Palla di ritorno intanto di Vitale per Novelli, che sembra veramente essere in partita quest'oggi, perché va su tutti i palloni. Parisi è un giocatore molto offensivo, chissà che magari appunto Novelli non lo punti magari con maggiore costanza, perché potrebbe lasciare qualche spazio di troppo il numero 11, che sicuramente quando attacca è un giocatore più pericoloso rispetto alla difesa. Intanto Salerno si porta la palla fuori, sarà quindi rimessa con Giammona, adesso Vitale. Ferrante ha lo spazio, allarga Novelli, prova a rientrare e casca giù, si continua, poi Parisi riesce a rientrare molto bene, poi elegante il numero 11 che si appoggia, Sarci, Sciortino, poi palla fermato, gioco fermo, calcio di punizione per il Futsal Emiri con Sciortino che torna dietro perché la punizione dovrà essere battuta con diversi metri indietro. Intanto Salerno prova a Sarci, il passaggio sbaglia tutto, ottimo l'anticipo da parte di Giammona che salta con la suola, poi il compagno e Ferrante e la parata perfetta di Rinicella, ottimo nel suo intervento
Una grande parata sul primo palo, ma grande azione dell'oratore Cosme Damiano, che è partita veramente benissimo, a differenza invece di un Futsal Emilia apparso forse un po' confuso in questi primi minuti. Giammona, poi va giù, Ferrante, si continua per il direttore di gara, Parisi la tocca poi da dietro Ferrante, ha avuto una grande occasione per sbloccare il risultato, ma non è stato lucido sotto porta. Poi l'ultimo tocco e dell'oratorio sarà dunque calcio d'angolo per il Futsal Emili, con Salerno che va all'interno della di rigore. Per lui nessun gol all'esordio contro il Pioppo, ma una partita da panzer assoluto. Poi conclusione da Sciortino e torna con il gol. Poi l'urlo di gioia del numero 9 ed è 0-1 il risultato, la sblocca dopo 3 minuti Sciortino, però era decisamente partita meglio l'oratore Cosme Damiano, che deve subire questo gol nonostante il grande inizio in questa partita. Padroni di casa che non devono sgretolarsi, perché l'inizio effettivamente era stato ottimo dei padroni di casa, poi però arriva l'esperienza dei Futsal Emili che sbloccano il risultato alla primissima occasione, nonostante questi primi 4 di gioco avessero soltanto faticato. Vitale, palla di ritorno per Novelli, lo ferma Sciortino, poi palla viene arpionata, Parisi, ancora chiusura di Ferrante, poi Salerno, subisce fallo, calcio di punizione. Poi Vitale fa sentire la voce, dice al titolare che non è fallo, ma non è per il signore Bargione, che quindi fischia un calcio di punizione con Parisi, ma anche Sarci sul punto di battuti dove si parlano. C'è il largo Sciortino, magari potrebbe riprovare nuovamente una conclusione da fuori. Nel frattempo si muovono i giocatori in panchina. Per i padroni di casa si riscalda adesso Delisi con la maglia numero 19. Intanto Sarci e Parisi sul punto di battuta. È uno schema, Sarci, tacco, Parisi! E poi la parata di Scalia, ottimo a rispondere presente sul primo palo, botta terrificante del numero 11. Poi ottimo intervento, palla in mezzo, Sciortino allo spazio, scucchiaia per Salerno e poi parata ancora di Scalia. Ottimo in uscita il giocatore, il portiere con la maglia numero 13. Giammona, Vitale, allo spazio il capitano, poi allarga il gioco, Giammona, palla direttamente sull'esterno con Ferrante che cerca un tocco, poi anche sfortunato in questa sfida tra numeri 9, con Sciortino che riesce a fargli sbattere il pallone all'ultimo, poi l'anticipo del difensore, ottimo, e palla direttamente su Scalia. Vitale, palla di ritorno, ancora Ferrante, può puntare l'uomo, si appoggia dalle parti di Vitale, allarga per Novelli, ancora Vitale, gioca bene l'oratorio, scucchiera perfetta per Novelli che poi arriva in velocità, Novelli viene chiuso da Rinicella che taglia via la strada alle velocissime numero 73, al quale manca forse di iscriversi soltanto al tabellino, perché in questi primi 5 minuti ha dato tanto, anzi i primi 6 ha dato tanto fastidio alla formazione avversaria. Sciortino cerca un passaggio alto su Salerno, i due però non si sono capiti, dunque si riparte con Giammona, poi centralmente Vitale, esce in pressione Salerno, adesso Giammona, poi palla centrale, la aggancia molto bene qui Ferrante che poi si appoggia dietro, non ci arriva Salerno che poi ringhia contro il suo avversario, poi aggancio difettoso da parte di Novelli, forse nel suo primissimo errore dopo quasi 7 minuti dalla partita, risultato di 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Decide al momento il gol di Sciortino. Parisi la tocca a Giammona, sarà rimessa laterale con sempre il solito Parisi, adesso si è un po' scambiato anche la fascia con il compagno Sarci, palla di ritorno, Salerno può allargare per Sarci che guarda la porta, deviazione, poi Salerno e la parata di Scalia che risponde presente ancora una volta su questa conclusione sul primo palo, mette la mano e palla in corner. Sarci, schema, Sciortino ancora con tanta potenza, questa volta non è preciso come in precedenza, palla direttamente alta con Scalia che comunque sembrava in posizione, adesso lascia al capitano Vitale, Giammona si dimentica per un istante la palla, Vitale cerca un taglio di
di Novelli, tiene invece Ferrante, poi chiude Shortino che ha tanto da dimostrare quest'oggi, sembrerebbe essere veramente concentrato perché non giocava da diverse partite, poi anticipa ancora di Shortino. Vitale, Giammona, può puntare l'uomo, sterzata, Vitale, scucchiaia, poi Shortino con il fisico un po' troppo veemente, calcio di punizione, adesso occasione per l'Oratorio per poter ritornare in partita, chiede scusa a Ferrante, però comunque calcio di punizione, dunque sul punto di battuta vediamo Giammona che sistema la palla e adesso si presenterà dalle parti di Rinicella che sta sistemando la barriera, vediamo Sarci e Salerno, una barriera abbastanza voluminosa, però Salerno si allontana. Giammona cerca la conclusione, poi arriva direttamente dai piedi di Ferrante che riesce ad agganciare. Salerno si allunga e calcia con il destro, pallone troppo forte e anche impreciso, palla direttamente in rimessa dal fondo. Novelli, Vitale, Ferrante, sempre Vitale, adesso Giammona cerca un appoggio, ottiene soltanto però Ferrante, poi Vitale gioca bene con la suola, la porta verso il centro, poi allarga. Ferrante non vuole perdere il pallone dell'Oratorio, lo fa adesso però, poi l'anticipo, palla ancora al secondo palo e non riesce a toccarla verso la porta Sarci. Sarà soltanto calcio d'angolo. Quindi che non hanno iniziato benissimo questa partita, però si trovano comunque in vantaggio. Va incontro Salerno, poi l'inserimento Parisi, trova Sarci, si va a terra il portiere, taglio e poi Ciartino! Anzi Parisi, la parata di Scalia, perfetto! Con il piedone, fa un miracolo assoluto, rimane sempre il risultato di 0-1 con i nemici che stanno faticando, però hanno avuto le occasioni più importanti. Poi Ciartino, potentissimo con la punta, direttamente sul petto di Scalia. Adesso Giammona, intanto nessun cambio ancora, tipo di Ciartino, Parisi regala il tocco a Ferrante, anzi a Novelli, intanto fuori Ferrante, dentro con la maglia numero 77 Gabriele Sacco. Ciartino, Sarci, passaggio molto rischioso, Parisi, la pressione di Giammona è ottima perché non perde il pallone, poi casca giù, calcio di punizione, fallo di Parisi. Vitale, ecco Giammona, poi direttamente da Scalia che con la punta va lunghissimo, cercava forse un appoggio sui compagni che però non hanno seguito il suo passaggio e dunque palla direttamente in out, dunque Rinicella, adesso Shortino, esterno, Sarci vede che non c'è un appoggio, trova invece Salerno, palla di ritorno, deviazione, calcio rimessa laterale chiaramente. Sarci, ecco Rinicella, allunga, risultato intanto di 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, decisivo per ora il gol di Shortino, però l'Oratorio comunque ha iniziato decisamente meglio questa gara, ha avuto un'occasione grandissima con Novelli, ma grande risposta quella di Rinicella che comunque ci ha abituati in ogni partita a parate del genere. Rimane comunque in fase difensiva gli Emiri, poi vanno in avanti con Vitale che accompagna direttamente da Scalia, adesso c'è spazio per il neoentrato Sacco, anzi Falletta, chiedo scusa, non Sacco che chiaramente dunque l'ingresso è stato di Falletta al posto di uno stanco Novelli. Intanto Sanso è entrato anche lui adesso, Shortino mette un po' in difficoltà Sarci, infatti la palla termina direttamente in rimessa laterale, dunque attacco ancora per l'Oratorio che si fa rivedere lì davanti con Falletta che probabilmente però si appoggerà da Capitan Vitale e infatti fa proprio così. Falletta con la suola, poi Sacco con un aggancio un po' difettoso mette in rimessa laterale Shortino, Sanzio cerca il centro, poi si complica la vita, palla di ritorno per Giammona che non riesce
ad arrivare sul pallone. Questo riparte il Yemiri in questo contropiede con Sarci che prova a sgusciare via, ma l'ultimo tocco è dell'oratorio. Si continua, poi Sarci allarga male però verso Sanzo. Grande azione ancora una volta per l'oratorio Cosme Damiano, che è andato vicinissimo al pari con il passaggio verso Giammona. Poi Sacco, Falletta, cerca la pressione Yemiri, Vitale, adesso Giammona. Sanzo va verso l'interno concedendo tutto l'esterno, con passaggio sbagliato, Salerno non arriva, però guadagna una rimessa laterale, poi si infuria Capitan Vitale. Poi Sarci sul punto di battuta, c'è dietro Shortino, si avvicina anche Sanzo, lui invece preferisce andare dall'autore del gol. Poi Salerno spara alla porta, si appoggia, ecco Sanzo, poi contro di Shortino che ancora conclude. Sempre molto potente il destro di Francesco Shortino, non trova la porta, risultato sempre di 0-1. Giammona intanto, non c'è nemmeno un momento di pausa in questa partita. Vitale si inserisce, nel frattempo Falletta, infatti va proprio su di lui, Falletta, c'è l'inserimento di Vitale, si continua, Giammona, ecco Sacco, poi Vitale, con il fisico non vuole perdere il pallone, poi non abbocca Salerno che di fisico chiaramente fa la sua caratteristica migliore. E dunque rimessa laterale con Falletta, largo, c'è Sacco, Falletta, Giammona, adesso il pivot è Vitale, poi Ferrante, Giammona trova il tocco e poi col mancino improvviso da parte di Sacco risponde sempre presente invece Rinicella con una grande parata. Poi si continua, Salerno, movimento perfetto, Salerno cerca i compagni, poi scivolata di Falletta, tutto regolare, ferma il suo avversario. Poi Vitale con la punta, è stato un po' lento qui ma grande il recupero da parte di Sanzo. Nel frattempo è entrato Danilo Ciaramitano al posto di Sarci, ma ecco soprattutto Mattia Pecoraro al posto di Salerno. Per lui un gol e un assist nella scorsa partita. Vitale allo spazio il capitano, non è, affonda il tackle Pecoraro, poi Falletta, Giammona, palla di prima verso Sacco, ancora una volta Shortino a dare tanto fastidio agli attaccanti, facendo valere il fisico ma soprattutto anche un pizzico di esperienza. Falletta sbaglia il tocco. Siamo arrivati adesso a metà del primo tempo, 0-1 il risultato. L'unico gol è stato realizzato da Francesco Shortino, forse è quello che meno ti aspetti lì davanti. Rinicella, palla verso Pecoraro, non aggancia il 21, ha cercato direttamente il portiere Rinicella di servirlo ma non ci è riuscito, sarà quindi pallone regalato all'oratorio che riparte con Giammona. C'è largo Falletta, adesso Sacco, palla di ritorno, Giammona, Sanzo lo contrasta, preciso qui il numero 7. Poi l'ultimo tocco è stato da giocare in maglia bianca, sarà dunque rimessa laterale con Shortino. Sanzo, pressione di Falletta di prima, Pecoraro fa salire i suoi compagni, poi si gira con la suola, molto bene Pecoraro, va sul destro, casca giù, calcio di punizione, fallo di Vitale. Sarà quindi calcio di punizione, vediamo se Pecoraro potrà ripetersi, però si allontana, dunque non potrà ripetersi chiaramente. Ricordiamo nella sfida contro il Pioppolo, l'ultima di campionato, Pecoraro è stato molto bravo a freddare in quel caso Federico, portiere del Pioppo, però adesso va Shortino e poi la posizione sembra abbastanza lontana, dunque non ci immaginiamo una conclusione. Per tanto si avvicina Sanzo, Ciaramitaro, Sanzo, sempre Ciaramitaro, Sanzo, passaggio molto rischioso, poi magia di Shortino che è in grande forma, Shortino ancora, deviazione di Vitale, provvidenziale, palla in rimessa laterale, dunque con Shortino che cerca un'imbucata in mezzo, Vitale, palla lungo linea ma Ciaramitaro in anticipo, rischia tanto con Sacco che cerca la porta, e qui infatti Rinicella dice qualcosa al suo compagno, forse di non
accompagnarlo così verso l'esterno, ma di andare a prendere la palla, perché effettivamente, seppur la posizione fosse complicata, quella per il titolo dell'oratore Cosme Damiano, intanto Pecoraro, magia Pecoraro, e poi la parata perfetta di Scalia, ma grande giocata del 21. Shortino, Sanso, molto tecnico, salta l'uomo Sanso, palla ancora in mezzo col tacco Ciaramitaro, poi Scalia si aggrovia su se stesso e blocca la palla. Adesso è un momento favorevole per gli Emiri, che sicuramente adesso hanno forse un po' meno fisico, però più tecnico. Tanto fallo di Sanso, calcio di punizione per l'oratorio Cosme Damiano, che potrà battere questo calcio piazzato con Capitan Vitale. Giammona allarga, Sacco, Giammona, lui come Vitale, tutti muti in campo per ora, poi palla sul Falletta che crossa, non riesce però a essere preciso, poi ridicella per Pecoraro, casca giù, fallo di Giammona. Forse qualche dubbio su questo intervento. Shortino, Sanso, centrale, Pecoraro, va giù, questa volta tutto regolare, poi Sanso, Shortino di prima, Pecoraro con la suola, si gira adesso sul destro, Pecoraro cerca una conclusione, poi si appoggia ancora una volta, Pecoraro, c'è Sanso, vuole invece la porta, si complica un po' la vita, poi Sanso apparecchia per Pecoraro col mancino e blocca in due tempi Scalia, adesso fa ripartire subito i suoi con Giammona e poi super Francesco Shortino. Che partita del numero 9 che sta veramente chiudendo tutti gli spazi, sia con esperienza ma anche con tanta tecnica, perché in questo caso si è posizionato perfettamente. Sacco, questa volta Shortino commette fallo, stavamo lodando la sua esperienza e anche la sua tecnica, questa volta però lo ha travolto, neanche cartellino giallo per Francesco Shortino. Minuto 19. Tanto fuori Giammona, entra invece con la maglia numero 19 Delisi. Questo l'ingresso per l'oratorio Cosme Damiano. Sul punto di battuta vediamo Sacco. Adesso invece è soltanto Vitale per l'oratorio a essere dal primo minuto chiaramente giocatore di movimento. Minuto 20 di gioco, calcio di punizione. Si asciuga il sudore qui. Sacco tocca il pallone e vorrà di certo calciare verso la porta. Dicella sistema la barriera con soltanto Pecoraro in difesa della traiettoria, poi Shortino si stacca, va sul secondo, sul primo invece vediamo Ciaramitaro, invece Sanso centrale, va a Sacco, battuta forte, palla direttamente in calcio d'angolo, la tocca dunque Rinicella, sarà calcio d'angolo per l'oratore Cosme Damiano che si fa rivedere lì davanti con Falletta che adesso batterà il corner. 1-2 con Sacco, palla dietro, Vitale, palla in cassaforte per lui, poi palla centrale, la controlla, sbaglia il raddoppio, poi si confonde anche Sacco. È stato anche la posizione di Vitale che sicuramente gli ha permesso di poter gestire meglio questa palla, infatti direttamente in rimessa laterale, intanto Ciaramitaro centralmente, Pecoraro, bravo, grande finta di Pecoraro che guarda i compagni, adesso serve Sanso, guarda la porta, Sanso salta il portiere, poi Scalia, perfetto, contro Sanso a negargli la possibilità di calciare in porta, ma grande magia di Pecoraro che da quando è entrato sta cercando spazi, ma soprattutto li sta trovando tutti. Pecoraro vuole girarsi sul destro, Shortino, Pecoraro, ultimo uomo, poi sbaglia il dribbling questa volta. Delisi, Falletta, palla centrale, questa volta non c'era veramente nessuno. Minuto 22 di gioco, mancano 8 alla fine di questo primo tempo, risultato sempre di 0-1, gara con non molte occasioni da gol, in realtà tanti contrasti, entrambe le formazioni stanno attaccando, però non abbiamo visto tantissime parate. Schema, poi chiude Ciaramitaro, nel frattempo è entrato Naccari al posto di Sanso, no, posto di Sanso lì, al posto di Shortino, dunque Ciaramitaro gioca come centrale adesso.
Poi Pecora. Naccari scivola quasi 19, palla direttamente in rimessa laterale. Questo momento di pressione per l'Ottore Cosmedone, che infatti fa sbagliare il Futsal Emiri, che qui regala questa rimessa con Delisi sul punto di battuta. Palla attraversare la di rigore, prova un aggancio molto complicato Sacco. Minuto 23 di questa partita, mancano 7. Vediamo se si recupererà qualcosa poi. Sanso con l'esterno, aggancio di Pecoraro, la tiene lì facendo perno, poi palla va direttamente in rimessa laterale. Poi Pecoraro dice al direttore di gara la palla non è uscita, ma non per il signor Bargione, che era molto vicino. Vitale scambia con Delisi, però deve ribattere. Vitale accorcia a Delisi. Suola. Il tempo è entrato Giacalone con la numero 20 al posto di Valletta. Pecoraro, Sanso, le finte, poteva andare sul sinistro, poi invece si è deciso sul destro. Ciaramitaro, Rinicella, va lungo per Naccari, poi Scalia riesce a mettere la mano, poi Vitale contrasta con Pecoraro e l'ultimo tocco dello stesso numero 21 sarà dunque rimessa laterale per l'Oratorio con Vitale. Si ferma dopo il giocata con la suola. Giacalone, Sacco, sempre Giacalone, non accorciano gli Emiri, poi conclusione da fuori. Rinicella respinge in maniera non perfetta, poi Sanso cerca di liberare la sfera con la pressione molto alta, riesce a fare sbattere il pallone direttamente sulle tibi degli avversari e dunque rimessa laterale rapidamente con Naccari che si dimentica il pallone. Momento non perfetto per il Futsal Emiri, che comunque rimane sempre in svantaggio con il risultato di 0-1. Palla centrale, poi conclusione tentata da Sacco, ribattuta, Delisi apparecchia. Il tempo è uscito capitano Vitale per Giammona. Adesso vediamo chi farà il centrale. Sacco intanto, buona giocata, Giammona. Delisi, Giacalone, si dimentica la palla anche lui, così come Naccari regala una rimessa laterale con Sanso. Si fa vedere in avanti Ciaramitano, ma c'è soprattutto Pecoraro. Nel tempo viene chiamato un time out, dunque minuto 25. Il tecnico Cinzia Orlando chiama un momento di break, probabilmente anche per sistemare meglio ciò che non va, perché gli Emiri stanno sì vincendo, ma non stanno convincendo. Sicuramente l'Oratorio sta giocando meglio rispetto ai propri avversari, però conta chiaramente il risultato con la rete di Shortino, che al momento decide questo match con una conclusione molto potente sotto le gambe direttamente del portiere. Poi lo stesso Scalia ha comunque effettuato 2 parate di livello, una sempre su Shortino, poi soprattutto sul tentativo da parte di Sanso, ben servito da Pecoraro, che non ha ancora calciato in porta, però sta cercando la posizione, complice chiaramente un'ottima difesa dei padroni di casa, che stanno concedendo molto poco. Questa chiaramente è una notizia, perché l'Oratorio Cosimo Damiano prima di questo match si presentava come la seconda difesa più battuta di questo campionato, con 44 gol presi, sono 45 adesso, e il dato sicuramente non è favorevole, però qualcosa è cambiato. Sarà dunque rimessa laterale con Sanso, che lascia per Ciaramitaro. Non si sono capiti due. Una giocata che non sembrava complicata, però lo è diventata poi per l'errore. Intanto Delisi può puntare con la suola, sbaglia per il tocco, ancora una volta un po' di indecisione nei passaggi. L'Oratorio sicuramente sta sbagliando più volte questo tipo di giocata. Intanto Naccari, Sanso si inserisce, Pecora riceve il pallone, buono l'aggancio, fa perno con il fisico, viene fermato, Giammona sguscia via, tacco, Delisi, poi sbaglia ancora una volta il passaggio Delisi, e non è il primo di questa partita. Pecoraro vuole le finte, Giammona allarga il gioco, poi Sanso, Pecoraro sbaglia l'aggancio, Giacalone viene agganciato, calcio di punizione, avuto 27 di gioco.
usa veloce, poi Giammona con il destro. Conclusione scordinata del 10. Nel frattempo è quinto fallo per gli Emiri, dunque dal prossimo sarà tiro libero. La missione in cui dovesse esserci un fallo, chiaramente Sanso va giù, sembrava non esserci un intervento. Giammona allarga, palla di ritorno, poi cerca la conclusione sul primo palo, chiude benissimo Rinicella, che poi rimane giù, riesce a bloccare la palla, poi vede i compagni ma non ne batte rapidamente. Naccari, poi Sanso, ecco Pecoraro, spalla alla porta, fa un grande lavoro con il fisico, la pressione di Delisi. Pecoraro vuole nascondere la palla e poi riesce anche a passare. Pecoraro, buona giocata, Pecoraro avanza, ha lo spazio, va tutto solo, è fermato, va giù, rischia tanto ma si continua. Pecoraro nasconde la palla, poi ancora una volta adesso un po' di aggressività anche dei padroni di casa, con la palla che è stata nascosta da parte di Pecoraro, che fa una grandissima giocata, poi però forse poteva passare un attimo prima il pallone. Rimessa laterale, Naccari cerca il tiro e poi Scalia la tocca e invece non la tocca, va lungo il portiere a cercare l'aggancio volante di Delisi, che ringrazia comunque il suo portiere. Poi Pecoraro ancora una volta, mismatch fisico e poi Delisi ruba il pallone, si addormenta i Futsal Emiri, palla di ritorno, Giammona e palla sull'esterno della rete, va vicinissimo al pareggio, ha avuto 29 ma adesso sembrerebbe essersi un po' dimenticati tutti degli schemi, perché stanno giocando quasi, andando su tutti i palloni, tutti e 10 giocatori chiaramente, squadre di portieri, quindi tutte e 8. Gara molto aggressiva comunque, nonostante ci sia stata tanta correttezza. Sanso, poi Ciaramitaro, la tocca dalle parti di Parisi che si appoggia. Ciaramitaro viene fermato da Delisi, va lo spazio per poter concludere verso la porta ma sbaglia Parisi, il velo. Naccari, che poco fa ha calciato verso la porta, adesso non rischia nulla. Rinicella, poi battuta lunga per Parisi, la tocca Scalia, la palla poi rimane lì, allontana la difesa. Direttamente in rimessa dal fondo con Rinicella, che non ha fretta di battere. Siamo arrivati adesso al minuto 30 di gioco, manca pochissimo alla fine del primo tempo. Palla centrale, si gira bene Sanso, raddoppiato 2 volte, poi Ciaramitaro butta il pallone più lontano che può. Rimessa laterale, Scalia, si sente la mancanza di due giocatori come Rappa e soprattutto Termini lì davanti. Naccari non vuole concedere il tocco al suo avversario, infatti ruba la palla e poi direttamente all'esterno. Sarà dunque rimessa con Rinicella, che non ha fretta di battere. Tende anche il fischio da parte del direttore di gara, il signor Bargione della sezione di Palermo. Ricordiamo, scorso anno nel campo di Serie D, adesso invece è passato in C2, viste anche le ottime prestazioni. Tanto Sanso viene tallonato da Giammona e intanto con questa azione termina anche il primo tempo con il risultato di 0-1, decisivo per ora il gol firmato da Francesco Sciortino. Noi intanto vi salutiamo, ma come sempre per qualche istante, perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo. È iniziata adesso Partinica Audace Empedoclina, non stracolma. Poi D'Amico a servire Longo, aggancia l'11, ancora Longo, può aprire da Panzeri, calcia Longo! È la prima conclusione seria del Partinica Audace, parte dai piedi di Daniel Longo. Tanto palla in mezzo per Pulizzi e poi Viscuso, D'Amico a 2 passi, la palla rimane sulla linea. Clamoroso, come non è riuscito a fare gol il Partinica Audace. Campo, l'Empedoclina quasi ne giova, ma poi Scrozzo deve verticalizzare subito, c'è tanti uomini liberi avanti il Partinica Audace. Panzeri porta palla con personalità, poi salta un uomo col tacco, ancora Panzeri, giocata illuminante e calcio di rigore per il Partinica Audace.
Parte Angelo D'Amico, va col destro e sblocca il risultato. Angelo D'Amico, sono 2 in promozione ed è un gol fondamentale in una giornata difficile come questa, dove si faticava a sbloccare il risultato. Il Partinico Audace ci è riuscito. Poi Polizzi apre bene il gioco da Longo, con un po' di difficoltà si salva l'Empedoclina, ma Cusumano tiene alti i suoi. Poi Panzeri lotta, Cusumano apre, Longo è libero, ancora Longo, va sul mancino, il miracolo di Pullara. Poi Viscuso ha liberato, ma il pallone è praticamente un assist per Longo, tiene giù la bandierina e guardalinee, e poi brutto fallo ai danni di Daniel Longo, cartellino giallo e poi rosso. Empedoclina in 10 uomini, poi rinvio sbagliato di Pullara e Longo lo grazia sul punto di battuta, chiama lo schema Longo, valle cross, ci arriva perfetto Pulizzi e poi la zampata doppia prima di Filì, poi di Viscuso, alzata la bandierina del guardalinee. Maranzano è solo libero di controllare porta palla il 3, va da Butera che tocca il suo primo pallone, prova a scambiare con D'Amico, buono il passaggio nello spazio per Longo, aggancia Scardina, può verticalizzare, ancora Scardina, sale, può andare all'1 contro 1, preferisce andare al cambio di gioco, Butera aggancia, col destro, palla fuori di niente, ad un passo dal secondo gol consecutivo Gabriele Butera. Tiro di rigore, Maranzano, Butera, apre quasi a memoria da Scardina, può puntare la porta il 20, si butta allo spazio Longo e arriva la risposta di Pullara, ancora vicino al 2-0 il Partinico Audace. Dopo che Maranzano è stato a terra, adesso può rientrare il 3, ma nel frattempo l'Empedoclino attacca, occhio a questo tiro molto molto pericoloso, va corto da Scrozzo Cascione e aveva servito Scardina. Viscuso viene dentro al campo il 5, si è mosso bene Butera, salta l'uomo Viscuso con grande personalità Alex Sanvito, alla fine allarga male il gioco, c'era Scardina ma Scrozzo occupa bene il campo, avanza Scrozzo, serie di dribbling, va col mancino, blocca Pullara che era posizionato male del Partinico Audace, ma tutto si trasforma in un lancio che quasi favorisce D'Amico, pressa forte Pullara che libera male, e alla Longo, zona tiro, Longo! E arriva il 2-0 di Daniel Longo, terzo gol in campionato per il numero 11 nero-verde. Sta per scoccare adesso il 90esimo, ci dovrebbe essere il recupero adesso. Maranzano a cercare Butera, la palla passa e quasi arriva a Scardina, poi Pullara anticipa Longo, bravo ad anticipare l'avversario, poi Viscuso sempre con grande propensione offensiva a cercare Butera, follia di Pullara e allora Butera non ci arriva, il 19 del Partinico Audace. Occhio a questa palla in mezzo, la palla arriva dalle parti di Drago che con un tocco serve Scrozzo, c'è Butera in aria, Butera se l'è mangiato il 19 che vorrebbe distruggere la porta, applauditissimo dal pubblico del Favazza. Viscuso col petto verticalizza immediatamente, Longo sembra in posizione regolare, non alza la bandierina del guardalinee e allora Daniel Longo può pensare anche al tiro, vuole andare a cercare Scrozzo che col piazzato non riesce a calare il tris il Partinico Audace. Scrozzo, servito Longo che mette giù, insiste il 2005, la palla arriva a Scardina dall'altra parte, va col destro, ci voleva un compagno al secondo palo, ma su questo tiro finisce la partita. Manovra prolungata ai ragazzi del Trem, ancora Scalavino,
Calvaruso in mezzo, occasione! Parata del portiere dell'Isola, si fa sentire anche il tram. Scalavino, aspetta Molinaro che trova lo scarico per il Calvaruso largo. Si ritorna in campo per il secondo tempo di questa sfida tra Oratorio Cosme Damiano e Futsal Emiri. Risultato di 0-1, come potete benissimo vedere dal nostro meraviglioso scoreboard. Sulla punto di battuta vediamo Oratorio Cosme Damiano con Sacco che dunque ricomincia in campo, rientra anche Capitan Vitale, poi Novelli e Giammona a chiudere e concludere, anzi a completare il quintetto iniziale. Dall'altra parte invece vediamo Sanso, Parisi, Ciaramitaro e Naccari come centrale. Per i pari sempre Rinicella. Si attende soltanto il fischio da parte del direttore di gara, il signor Bargione della sezione di Palermo, che guarda il fischietto e adesso dà inizio a questo secondo tempo con Vitale. Ciaramitaro la tocca con l'addome. Giammona va sul punto di battuta, si appoggia dietro Vitale, pressione di Sanso, adesso è Sanso a fare il pivot. Poi scalia direttamente dalle parti del portiere Rinicella che va centrale. Sanso si gira, scivolata di Vitale, perfetta. Molto preciso, poi Naccari, Parisi, pressione molto alta dell'oratorio, con Parisi che ha tutto il centro del campo per poter viaggiare, ma lui non ci va. Poi conclusione, c'è stata anche una deviazione nel tiro tentato da Sacco. Sarà dunque calcio d'angolo con l'oratorio che comunque sta continuando a imporre il proprio gioco, una buona partita. Chimeri forse hanno avuto l'occasione migliori, ma l'oratorio ha tenuto meglio il campo. Sanso contropiede, c'è largo Ciaramitaro. Sanso fa tutto solo ed è il primo gol in maglia Futsal Emiri per lui. 0-2 il risultato con la punta, un tiro fortissimo ed è 0-2. Un buco centrale per l'oratorio Cosme Damiano che adesso paga tantissimo. Questo calcio d'angolo sfruttato malissimo con uno schema che probabilmente non ha funzionato. Poi il contropiede di Sanso è stato bravissimo poi a concludere con tutta la potenza in corpo dalle parti di Scalia ed è 0-2 il risultato. Intanto Giammona prova subito a cambiare il risultato. Vitale, palla centrale, Parisi, buon qui il suo lavoro. Poi Sanso adesso viene servito a Ciaramitaro che non ci pensa due volte, allontana Vitale. Sacco. Giammona adesso di nuovo Sacco. Prova a infilarsi contro la difesa avversaria, viene chiuso molto bene qui da Naccari. Ciaramitaro, Parisi. Sbaglia con Giammona, poi lo porta giù. Calcio di punizione. Vediamo se ci sarà un cartellino giallo. È in porta! Ma imbecille questo! Sarà calcio di punizione. Ha rischiato veramente tanto qui Parisi perché forse il giallo poteva anche starci. Ma va in porta! Imbecille, va in porta! Ma va in porta! Sei proprio imbecille! Sei proprio stupido! Sarà dunque calcio piazzato con Giammona sui punti di battuta, ma c'è anche Vitale vicino a lui. Si allontana Ciaramitaro. Non se la metta! Com'è che fanno il pitare a questi qua? Cioè, i figli fanno ammazzare. Giammona guarda la porta, però c'è Vitale lì, lo vedete sulla sinistra. Sceglie la porta Giammona e poi trova anche la mano di Rinicella che mette sopra la traversa. Era un'ottima conclusione quella del numero 10. Adesso rivede ancora la palla, cerca ancora il tiro esterno della rete. Una buona gara per lui. Parisi, Naccari, la pressione, poi Vitale molto bravo su Ciaramitaro. Palla di sulla destra, poi sbaglia l'aggancio. Sacco. Sanso in mezzo a due, casca giù, calcio di punizione.
da Ciaramitaro che allarga il gioco. Pari si scambia con Sanso, la da palla di ritorno, poi lo tallona molto bene Giammona, si torna dietro, Ciaramitaro apre per Parisi, ha un rimpallo, Parisi apparecchia in mezzo per Naccari e poi spreca malamente Naccari, ma che palla di Parisi che ha fatto trovare il suo compagno davanti il portiere, sprecando però malamente. Ciaramitaro con il destro conclude male, ma questo era un tentativo per allontanarsi dalla sfera, era anche l'ultimo. Poi intanto Sacco viene servito in velocità, si ricomincia con Rinicella, palla per Sanso che ha un po' di difficoltà nel controllo, infatti l'ex calciatore dell'Atletico Monreale se la butta fuori da solo. Intanto Vitale, tacco molto elegante, Giammona, Novelli scambia con il compagno, palla però fuori, troppa imprecisione per i padroni di casa, stanno sbagliando principalmente i passaggi. Intanto Sanso, Parisi, poi cerca l'imbucata direttamente dalle parti di Scalia che fa partire immediatamente sulla velocità il compagno, poi Giammona con il destro e Rinicella bravissimo a mettere le mani lì dove la palla sta per entrare. Giammona, nuovamente Giammona, esterno, c'è stata forse anche una deviazione e infatti c'è stata. Schema sbagliato ancora una volta, poi Sanso casca giù sulle più belle, probabilmente stava per arrivare quasi sulla metà campo avversaria, poi Vitale fa un cenno a Giammona, larga il gioco, Novelli sbaglia il tocco, sarà rimessa sempre per l'oratorio, tanto è pronto a entrare Salerno per dare il suo aiuto lì davanti per battagliare, ovviamente con Vitale che è un giocatore molto fisico. Tanto buono qui il contrasto di Naccari, poi Giammona carica il destro, ci pensa un attimo, poi Novelli centrale, sbaglia il tocco, Sanso buono il contrasto, poi Sacco scambia 1-2, non lo fa, Vitale allarga, palla ancora in mezzo, era una grande giocata con l'oratorio, con Vitale che ha fatto una magia perché non ha dato palla di ritorno a Sacco, ha fatto scorrere il pallone un attimo e poi allargato dall'altra parte. Grande giocata qui di Vitale che però non è, trova il gol per i suoi, stata scivolata di Sacco, recupera il pallone, c'è Giammona in mezzo, Sacco con la punta, Rinicella dopo la direzione anche di Naccari, sarà quindi calcio d'angolo, insiste l'oratorio Cosme Damiano che si fa vedere ancora una volta lì davanti. Sarà corner, palla in mezzo, Rinicella allontana questa uscita. Tanto è in campo Falletta, Giammona, Falletta, palla di ritorno ancora Giammona e Rinicella si conferma sempre uno dei migliori nel suo ruolo in questo campionato perché fa un grande intervento e salva il Futsal Emili con un attore che forse meriterebbe almeno un gol per la prestazione, ma chiude ancora una volta la porta. Vitale, palla centrale, sbagliata sul compagno, sarà ancora rimessa laterale. Nel frattempo sta per entrare, anzi è appena entrato Salerno, ma soprattutto Manuel Sciacca è pronto. Salerno si appoggia, Naccari, le finte, allarga con il mancino, chiude invece Giammona sul taglio, Scalia spazza lontanissimo, fa meta qui Scalia. Frattempo è entrato in campo anche Ferrante, Parisi e lui centrale adesso, Sciacca appena entrato al posto di Sanso, poi Parisi, palla terminata in auto dopo il tocco di Sciacca che si posiziona sulla destra, dunque vediamo se riuscirà a trovare la porta l'ex calciatore del San Gregorio Papa, lui che ha tanta confidenza con il gol. Poi Sciacca la tocca, Naccari, Sciacca cerca il dribbling, sbaglia tutto, poi la tocca a Salerno che può apparecchiare per il compagno, viene fermato da un ottimo intervento di Giammona che è decisamente uno dei migliori in questa gara. Sciacca vuole il destro, allarga per il compagno, poi Parisi salta all'uomo, può stare in mezzo, rientra Parisi, cerca ancora il tocco, poi di testa Sciacca! Arriva il gol dello 0-3
e con Manuel Sciacca di testa, un gol forse non da calcio a 5, Bravo, ma Manuel! trova comunque il modo di mettere il pallone in rete a pochissimi istanti dal suo ingresso. Bravo Manu! Funziona il cambio di mister Orlando che gli concede minutaggio in questo secondo tempo e lui risponde così con il gol 0-3. Tempo. Rientra in campo Delisi con 19 al posto di Giammona, che sicuramente è uno dei migliori di questa partita. Vitale adesso cercherà il tutto per tutto, la formazione di casa. Ferrante, sempre Vitale con la suola, cerca il tocco dalle parti del compagno, poi l'ultimo tocco di Salerno che voleva anche una rimessa, non per il signor Bargione. Vitale allarga, Ferrante prova a rientrare, poi si appoggia, Capitan Vitale cerca il tocco centrale, palla di ritorno ancora per Vitale, però è stato fischiato un calcio di punizione. Vitale forse avrebbe preferito calciare con il testo da lì, però non è nemmeno in disaccordo perché avrà una grande occasione, potrebbe andare Delisi, ma credo che da lì Capitan Vitale voglia calciare, però si allontana, niente, quindi andrà Delisi che ha sistemato il pallone contro Nicolò Rinicella. Si presenta lui sul punto di battuta. Barriera per Salerno, anche Parisi che però si stacca, avanza invece Rinicella come sempre, poi conclude di Delisi e palla fuori con Rinicella che comunque aveva cercato di ridurre l'ampiezza disponibile al suo avversario. Rinicella sbaglia il tocco, Vitale, poi tocco per Sciacca ancora e Scalia perfetto in uscita, risultato sempre di 0-3. Vitale allarga per Delisi, lui poco fa andare vicinissimo al gol. Delisi cerca ancora il tiro, Mura, Naccari anticipa anche Rinicella, poi brutto fallo da parte di Salerno che si becca anche il cartellino giallo, fallo su Delisi, punizione per l'oratore. Intanto fuori anche Vitale, dentro nuovamente Giacalone. Ancora calcio di punizione con Delisi sul punto di battuta, largo Ferrante, lo vediamo infatti qui sotto i nostri schermi, piuttosto distante dalla porta, però magari forse ci sarà uno scambio perché sta effettivamente facendo dei passetti, forse perché sa bene che il tiro arriverà, o meglio il passaggio arriverà dalle sue parti. Delisi avanza, cerca invece il tiro, allontana Sciacca, poi conclusione di Ferrante che effettivamente conclude, però male. Tanto sta per entrare anche Francesco Sciortino e si riscalda Sarci. Sciacca spala alla porta, sguscia via, poi allontana Delisi mettendo in calcio d'angolo, addirittura forse diventa laterale, vediamo. Poi non dà in calcio d'angolo, poi stranamente poi colpo di testa e riapre la partita l'oratorio con Ferrante che non se lo fa ripetere due volte, prima con la testa, poi con un facile tap-in, 1-3 risultato. Bisogna però riguardare il gol perché è partito da una rimessa dal fondo perfetta di Scalia, che però forse sarebbe dovuto essere un calcio d'angolo, ma non per il signor Bargione. Dunque 1-3 risultato, fuori adesso Naccari per Sciortino. Salerno spalla la porta sul sinistro, poi rientra Salerno, Scalia fa facile presa, Giacalone per Ferrante, non aggancia, poi Sciortino alza il braccio, dirà palla nostra. Pallone, grazie. Perdiamo un'altra mezz'ora. Vuoi giocare? Sciortino, Parisi, tocco con il braccio, ma si continua, ma Parisi lascia lì la gamba. Calcio di punizione, fallo di Parisi. Poi chiede scusa al suo avversario. Si rialza Ferrante, tutto ok. Calcio piazzato con Delisi che sistema il pallone, guarda attentamente Rinicella
forse lo vuole sfidare, lo vediamo qui Delisi. Fischia il signor Bargione, Delisi, è uno schema dall'indentro, Rinicella, poi lì e poi non riesce a concludere sulla porta Ferrante e poi Rinicella va direttamente lunghissimo. Pericolo per gli Emiri che hanno veramente rischiato di prendere il secondo gol in pochissimi istanti. Questa palla salvata sulla linea da parte di Sciortino. Delisi allunga il pallone, poi Ferrante, poi testa di Sciortino, la mette giù Parisi, a girarsi, non riesce a passare, va giù, commette ancora fallo Parisi ma si contiene. Doppio passo, Giacalone sul destro, passa per i compagni, palla ancora in mezzo, Vincella blocca serenamente, riparte in velocità larga con l'esterno, con Salerno che stava scattando sulla fascia, ma non arriva il pallone su di lui, va subito lungo invece Scalia di testa, chiude Parisi. Poi palla direttamente su Rinicella che saggiamente lascia lì Salerno, lavoro da pivot perfetto, poi Sciacca si allarga, prova a rientrare sul mancino, allarga dalle parti del compagno, doppio passo Parisi, si scontra con Delisi, tutto regolare. Poi Giacalone, rischioso quel passaggio di Ferrante con Sciacca che aveva effettivamente capito il passaggio. Giacalone, tanto per dare un po' più di tecnica al giocatore, ma adesso ci immaginiamo un rientro di Capitan Vitale per dare anche un po' più di compattezza in fase difensiva, nonostante in realtà stia attaccando fondamentalmente l'Oratorio. Intanto passa un cartellino giallo, vediamo, viene chiamato Parisi, chiamato anche Ferrante. Vediamo sotto un richiamo ufficiale però del signor Bargione. Ferrante, Delisi va con la punta, impreciso, palla regalata al Futsal Emiri, minuto 46 della partita, mancano 14 minuti al termine del match, 1-3 il risultato. Palla per Sciacca, chiude molto bene qui Ferrante che poi rischia tanto sul dribbling e Salerno era riuscito anche a prendere questo pallone. Sciacca invece era in controtempo, non ci è arrivato, intanto cambio anche tra i pali, un po' insolito, fuori Scalia, dentro invece Cucina, forse anche per tentare qualcosa in fase di impostazione con il portiere, magari per il quinto. Questa Salerno la controlla Ferrante che poi calcia con la punta, non era una brutta idea, aveva fatto un buon movimento, palla fuori. L'anticipo di Delisi, poi si porta il pallone fuori, messa laterale con Parisi che batte rapidamente verso Sciacca, di prima Salerno, ancora Sciacca, la tiene lì, provare il dribbling, Parisi va verso il centro del campo, lascia lì il piede, poi Giammona, si continua, guarda la porta, cerca il passaggio, trova Giacalone, passaggio per chiudere il super Francesco Sciortino, che gara per lui, batte rapidamente Giacalone, intanto Delisi, ecco Giammona, una grande gara per il 10, poi Giacalone, palla di ritorno, sempre Giammona, adesso Delisi. Giammona, accorcia Giacalone, poi Parisi la tocca forse con un braccio, non per difesa. Sarà rimessa difensiva per i padroni di casa, intanto si continua ad attaccare, di prima per Giacalone, palla per Giammona e poi scheggia la traversa, quindi ce l'era comunque lì, infatti la tocca e mette in calcio d'angolo, no, nessun calcio d'angolo, dunque non la tocca Rinicella, sembrava quasi di sì da qui. Sciortino, centrale, aggancia molto bene il pallone Salerno, non lo si sposta mai Salerno. Il portiere gioca. Un grande lavoro, poi torna da Rinicella, ma il pallone non lo può passare. E punizione in 2 per l'Oratorio. Poi batte rapidamente, però occorre il fischio. Poi
Va battuto velocemente qui l'oratorio con Giacomo va toccato per Delisi, ma il diritto di gara dice che deve fischiare lui. Però si deve ribattere dunque con Delisi e Giammona sul punto di battuta. Ci immaginiamo un tocco di Delisi per il 10, però sul palo è entrato anche Sarci con Sciortino pronto a uscire, palla per Giammona, poi torna ancora, conclusione murata, poi Giammona apparecchia dalle parti del compagno, Giammona alza ancora la sfera, Delisi cerca un contatto che non arriva, poi Sciacca si inserisce Salerno, poi si scontrano i due, calcio di punizione. Sciacca scucchiaia, Cucina blocca senza problemi. Delisi ottiene il compagno nel suo appoggio, poi Giammona si dimentica la sfera, pressione molto alta di Sciacca, rischia tanto, Sciacca è stato molto bene in partita, ma Sciacca subisce ancora fallo ed è calcio di punizione per i Futsal Emilia. Minuto 50 di gioco, mancano 10 minuti al termine del match, 1-3 risultato. Passarci. Vassarci sul punto di battuta, però c'è anche dietro Manuel Sciacca, che sa che magari non possa calciare proprio lui, autore del gol di testa, un po' insolito nel mondo del calcio a 5, però è arrivato. Sarci, una finta, Sciacca di potenza e prende direttamente Sacco che mette nel calcio d'angolo, dunque non arriva ancora la prima parata di Cucina. Sarà quindi calcio d'angolo con Sarci sul punto di battuta largo, vediamo Sciacca, ma lui va da Sciortino, finte, poi Sciacca la controlla, si appoggia, Clinicella va a lungo di testa, Salerno per Sciacca, che si era anche inserito bene, Cucina fa una buonissima chiusura. Fischia tanto Delisi, ma una grande giocata, Delisi, ancora Delisi, salta tutti, ma non un super Francesco Sciortino che oggi in forma smagliante. Palla di testa sul destro, poi sbaglia il controllo invece Giacalone. Sciortino, palla alzata per Salerno di testa, Cucina sul primo palo, molto bravo qui. Minuto 51 di gioco, mancano 9 al termine del match. Delisi, sempre Delisi, viene lui Giacalone, poi intanto va infatti sul 20, chi va giù, rimessa per Giammona allarga, Giacalone, palla ancora sul secondo, Paolici la lascia lì e poi Giacalone non arriva, la blocca. Clinicella si salva il Futsal Emilia che ha rischiato veramente tantissimo. Di prima palla magica di Sciacca per Salerno, guarda la porta, ma con la punta! Eccolo, Giovanni Salerno, primo gol in Miami, risulta davanti alla porzione di pubblico presente e fa 1-4 il risultato. Il risultato, palla perfetta da parte di Sciacca che è entrato e ha cambiato il volto del match. Tanto rietto in campo Pecoraro al posto proprio di Salerno. Sacco può puntare l'uomo, lo porta verso l'esterno Sciacca, ma si continua. Giammona, poi conclusione improvvisa tentata in questo caso da Delisi, una buona gara per il 19 che... Sarci, Sciortino porta lontano questa palla, poi cerca con il tacco Pecoraro, sbaglia tutto, Giacalone, poi Delisi entra molto bene il 19, poi cerca un contatto che non arriva, Giammona nasconde il pallone, Pecoraro sempre molto attento a fase difensiva, Giacalone allarga palla ancora di ritorno, Sciortino lascia lì, poi Pecoraro, buono quel tacco, poi si gira molto bene, spalle scivolata di Delisi, cartellino giallo. Sarà calcio di punizione, fallo di Delisi. Minuto 53, 30 secondi.
Mancano 6 minuti e mezzo al termine della partita. 1-4 risultato. Sembra veramente complicato pensare a un rimonta dell'Oratorio, che per oggi non ha giocato una brutta partita, anzi tutt'altro. Si attende il fischio chiaramente delle dita di gara, che porta Delisi dietro per fare la barriera. Intanto Shortino andrà probabilmente corto. Allarga Pecoraro, prova un dribbling. Shortino, palla di ritorno per Pecoraro, che aveva fatto un buon movimento, ma poi il pallone forse un po' troppo profondo. Delisi, sempre Delisi, c'è l'inserimento, poi parte di Sacco, Shortino, Rinicella, ma a lungo aggancio tentato da Pecoraro con Giammona, che dà forse un fallo. Era buona, Vino, era buona. Poi rimessa tra le con Shortino, minuto 55, mancano 5 alla fine del match. Sbaglia il tocco per Pecoraro. Buona, buona. Delisi la tocca per un istante Sciacca, poi Pecoraro sulla posizione di Sciacca, scivolata di Giammona, poi Giacalone nasconde la palla. Buona qui la tecnica del Venti, che poi si appoggia saggiamente da Delisi, che perde un tempo di gioco e allarga adesso su Giammona, accorcia ma stringe poi la posizione invece Sarci. Delisi, Sacco, Giammona, Delisi nasconde la palla per non riesce a calciare col sinistro, viene fermato da Pecoraro, poi si ricomincia con Sarci e adesso Sciacca è rimasto giù. Intanto Delisi, e palla gettata fuori. Tanti applausi in campo per il grande gesto di fair play. Poi crampi per Delisi, è molto dolorante, si tocca il bicipite femorale, si teme un infortunio muscolare, ma ci auguriamo chiaramente di no. Sarà costretto a uscire dal campo con Iscella che lo vuole aiutare ad alzarsi, un po' di difficoltà, si alza adesso, molto dolorante. Che bellissimo gesto di Sarci e Shortino che accompagnano il proprio avversario fuori. Adesso è direttamente sulle sue gambe, questa è chiaramente una grande notizia. Pronto a rientrare Vitale, che infatti fa il suo ingresso, poi la palla viene restituita direttamente a Rinicella. Sarà dunque ultimi 3 di gioco, ma qualcosina forse si recupererà. Sciacca, Pecoraro, grande quell'intervento da parte di Giammona, che può ripartire Giammona, poi Pecoraro ancora una volta utilissima in fase difensiva, forse un po' più oggi in fase difensiva che in fase offensiva. Pecoraro che accarezza la palla, vediamo se si vuole rifare. Allarga Sarci, vuole il destro, viene portato direttamente sull'interno con Shortino. Adesso Sciacca scambia Pecoraro, finte, suola, vuole il destro, lo ferma Vitale, poi si allarga forse un po' troppo, infatti palla direttamente sull'esterno. Giacalone, Vitale, Giammona si dimentica un attimo la palla, per la riconquista subito. Vitale allo spazio, potrebbe calciare, le finte, buona giocata, Vitale, scivolata di Pecoraro, poi la tocca quel poco che basta per dare fastidio. Sarci alla meglio sulla velocità, poi Giacalone non molla un istante, ancora Sarci si complica tanto la vita e poi fa sbattere il pallone su se stesso. Dunque rimessa tale per l'Oratorio con il tocco delle parti di Giammona, che allarga il gioco, controlla Sacco, cerca un 1-2, viene fermato però prima che il pallone potesse arrivare centralmente. Giacalone, Vitale, le finte, prova l'imbucata geniale di Vitale per l'intervento di Giacalone, non arriva veramente per questioni di centimetri. Intanto Pecoraro si ferma, rallenta un po' il gioco, riesce comunque a passare Pecoraro e poi la parata perfetta di Cucina.
una magia assoluta di Pecoraro che qui ha questa giocata sullo stretto, su un fazzoletto di girarsi, nonostante magari siano due gli avversari, e comunque riesce sempre a trovare una posizione favorevole. Manca un minuto alla fine di questa partita, poi vediamo se c'è qualcosa da recuperare. Intanto Giammona, Vitale cerca i compagni sul laterale, poi cerca ancora il pallone in mezzo, anticipa molto bene invece Sarci. Vitale allarga, poi conclusione tentata da parte di Novelli. Rinicella va lunghissimo di testa, chiude Giammona, regala a Pecoraro che va sul mancino, viene chiuso 2 volte, poi 3 volte da Giammona. C'è spazio ancora per un'altra occasione, manca veramente pochissimo, poi occasioni con la punta, respinge invece Rinicella su Novelli. Vitale, le finte poi con la punta, cerca un mix tra un tiro e un cross. Vitale voleva forse anche una deviazione. Giocare. Shortino fatte questa rimessa sul linea di fondo con Pecoraro che tiene lì il pallone, poi con l'esterno si appoggia, minuto 60 di gioco. Intanto Shortino prova a lanciare, l'anticipo di Vitale, buona qui la sua gara, poi Suola sbaglia il dribbling, può ripartire Pecoraro, cerca la porta, poi siede il portiere ma non riesce a concludere in modo favorevole. Il numero 21 trova però un calcio d'angolo, manca sempre meno, poi chiama uno schema Sarci. C'è l'inserimento di Sanso che riceve il pallone con mancino, ma il pallone è difficile da poter concludere verso la porta, infatti prende anche abbastanza male e palla fuori. Cucina, poi il dribbling tentato da Sacco, il recupero provvidenziale di Sanso, gol, ma anche tanti chiusuri difensivi. Poi Vitale non riesce a calciare bene perché cerca un tocco molto morbido, intelligente, ma forse non era la soluzione corretta. Vitale adesso potrebbe rifarsi con la punta, la tocca ancora Rinicella, calcio d'angolo, minuto 61 di gioco. Poteva concludere Vitale decisamente prima, forse calciando anche di controbalzo, non è stato invece così. Cucina allarga il gioco, male però, perché Novelli fa un brutto controllo. Sanso, poi palla su Pecoraro, troppo profonda, ringrazia Cucina. Vitale, Suola, palla di ritorno, rischia ancora tanto Vitale, poi il tocco tentato da scivolata, poi molto dura con Falletta che rimane giù con Sanso. Forse una pallonata in faccia. Nel frattempo si è rialzato, fortunatamente tutto ok per il 5. Adesso batte dalle parti di Novelli, c'è largo Vitale, Suola, Vitale, Vitale con l'esterno, apre per i compagni, forse poteva anche concludere con la punta, ma finisce qui la partita dopo 2 minuti e mezzo di recupero. Vince ancora una volta il Futsal Emiri, che continua il suo grande momento in campionato, ottenendo questo importante successo nonostante le assenze di Termini e di Rappa. Ottiene 3 punti e dunque sale a quota 22 in campionato, tutto anche l'oratore Cosme Damiano. Una gara sicuramente partita non benissimo per gli ospiti, che nonostante il primo gol è stato proprio della formazione delle Pesinte Rampola, avevano un po' subito le avanzate dei padroni di casa. Poi però il gol di Shortino ha messo sicuramente in discesa la gara, nonostante però l'oratore comunque abbia attaccato veramente tantissimo. Fatto sta che comunque il risultato è passato di 1-4 con le ultime reti decisive da parte di Sanso, Sciacca e soprattutto nel finale Salerno. Noi intanto vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio e alla prossima.